Innanzitutto vorrei invitarvi in questi prossimi giorni, da qua all'evento al giorno della colletta, a riprendere ognuno come potrà quello che abbiamo sentito questa mattina, a ricordarselo, partire magari la mattina, all'inizio della giornata. Io ho avuto la fortuna questa mattina, e ringrazio Francesco Inguanti che così in modo inaspettato mi ha chiesto di accompagnarlo a messa da Biagio Conte. È stato un regalo inaspettato, nel programma di questi giorni siciliani non era previsto. E nelle preoccupazioni di tutti i giorni, sia personali che della vita che ci circonda, della colletta, di tutto, appunto l'esperienza di partire la mattina con un tono così cambia la giornata. Allora vi auguro di poter iniziare la giornata nella memoria delle esperienze che abbiamo sentito oggi, perché credo questo ci accompagnerà nella fatica della giornata della colletta alimentare, perché innanzitutto è una fatica, come questa musichetta un giorno ce la ricorderemo quando non ci saranno più, che ci ricorda il cellulare, quando saranno più cellulari ci ricorderà il cellulare. A parte gli scherzi, no, dicevo, io vi auguro questo perché ed è questa forse la novità non della colletta, ma che vogliamo avere tutte le mattine, poter risvegliarci o che le cose funzionino o che le cose brutte siano passate, o invece, come è accaduto questa mattina in modo inaspettato, che il cuore fosse più vivo di ieri, cioè che tutto quello che poi da quel momento è accaduto, come dire, fosse sostegno, fosse speranza, è stato usato oggi questo termine, nella mia fatica quotidiana. La seconda cosa, quindi questo è l'augurio, però oggi ho sentito molto appunto usare il termine che il compito nostro come banco alimentare, il compito della giornata della colletta alimentare, il compito che ciascuno ha raccontato nelle testimonianze, o come l'ultima, la speranza che qualcuno ha ricevuto nell'incontro di qualcuno che l'ha aiutato, mi ha fatto venire in mente un episodio che mesi fa raccontava un amico di fronte alla malattia, quelle che non ti lasciano scampo, di una sua amica, e che a un certo punto diceva: ma anche se avvenisse il miracolo che questa ragazza guarisse, ma un giorno poi dovrà morire comunque. Quindi che cosa vale la pena sperare, chiedere un miracolo, il miracolo accade e poi dopo comunque finisce. Allora questo è l'altro augurio che vi faccio, quello che notavo guardando questi quadri, mentre voi parlavate, mi colpivano perché ho chiesto lumi a Sua Eminenza quanto quello che avevo di fronte, potete girarmi, non c'è problema, è una scena di vita dove c'è dentro di tutto, dalle armi alla pastorale, al martello, ai bambini, e c'è questa figura centrale che ho chiesto, mi hanno detto che è San Benedetto, che in mezzo indica con un dito verso l'alto. E allora, guardando quelli, perché quello che ho di fronte, dico, beh certo, un santo, tanto oggi Santa Elisabetta d'Ungheria, quindi una santa che in questo periodo, direi insieme a San Benedetto, non bisogna rivolgersi abbastanza perché tenga unita questa Europa, non sulle norme ma sulla fede, però insomma San Benedetto appunto
indica l'alto come dire tutto il vostro fare a speranza verso l'alto. Poi girandomi di lì vedevo, credo che sia San Paolo, perché non lo riesco a vedere bene, però l'immagine mi dà l'idea della conversione di San Paolo, però può essere, non lo vedo, Pietro. Comunque c'è un angelo, adesso non lo so, mi sembrava uno caduto a terra, ma non riesco a vederlo bene. C'è un angelo che indica anche lui a Pietro, o chi è, guarda in alto, cioè la tua speranza è in alto. E fin qua mi torna un santo, un angelo. Poi guardavo questo e dicevo, ma quello lì è Gesù, che dice anche lui guarda in alto. Ma lui, cioè lui dice guarda in alto. Cioè, loro li capisco, ma lui no. Perché anche lui dice guarda in alto? C'è il Padre. Ma allora mi è venuto in mente, e vi lascio questo come augurio, mi è venuto in mente quella scena, quell'episodio storico di quando Gesù si trovò davanti a una folla di 5.000 persone, che non è perché fossero povero, cioè non dice che sono 5.000 poveri, ma sicuramente erano affamati, perché la fame è sia dei ricchi che dei poveri. Poi i ricchi, tra virgolette, possono comprarsi e i poveri no, però la fame, quindi dice 5.000 affamati. E gli apostoli, cioè noi, diciamo così, immediatamente si preoccupano, cioè se li vogliamo tenere tra di noi, se vogliamo che continuino a stare con te, dobbiamo fare qualcosa, ci dobbiamo organizzare, dobbiamo